è maschile. Gli anni in cui stappo la bottiglia, può essere giovane, come può avere anche la sua giusta maturità. Io ricordo annate di 20-25 anni con delle verticali bellissime e quando apro una bottiglia di questi anni io la paragono sempre a un mio figlio che è cresciuto. Quindi come è cresciuto il vino è cresciuto anche un figlio. Nel figlio si vede molto di più e il vino basta un attimo, si stappa la bottiglia, però ha la stessa storia del ragazzo. Che l'ho stappato troppo presto. È un carattere tenero perché dopo tanti anni si cerca di capire la sua evoluzione. Ha sempre un aspetto molto minerale, molto sapido, una certa salinità, che proprio rispetta il territorio nel modo più assoluto, un po' come anche i miei figli. Leonildo Pieropagni, vignaiolo. Il Calvarino perché è quello che cui ha cominciato ancora mio nonno, è un vigneto del 1901 che poi chiaramente negli anni le viti sono state sostituite, però è la storia dell'azienda.